Ciao ragazzi, su internet si è molto discusso della famigerata spada portata sulla schiena. Per quello che ho potuto vedere, tutte le diverse persone che se ne sono occupate hanno fatto dichiarazioni interessanti al riguardo, ma alcuni hanno portato all'attenzione del grande pubblico interessanti evidenze storiche ed archeologiche. Apparentemente tutta la discussione su YouTube è iniziata con un video realizzato da Lindybeige, un youtuber 10 anni fa. La discussione è continuata fino agli ultimi recenti sviluppi, passando dall'impossibilità di fare una cosa del genere alla più prudente affermazione che la spada portata sulla schiena fosse un'opzione utilizzata in alcune occasioni, ma definitivamente non presso tutte le culture e come se fosse la norma, e sicuramente non in Europa e non con la classica spada lunga medievale che si vede in ogni film. In effetti l'argomento è più complesso di quello che sembra, a parte il fatto che principalmente è una cosa prettamente hollywoodiana, con alcune motivazioni sulle quali potremmo anche discutere e che potete trovare, ovviamente dovete masticare l'inglese per capirlo, in un bel video realizzato da Todd Cutler, un professionista che realizza riproduzioni per film e serie TV, come l'ultimo film Netflix su Robert Bruce. Todd in questo video spiega fondamentalmente perché questa scelta viene fatta nei film e per quale scopo. Principalmente perché in questo modo la spada non si muove e la ritroverete sempre allo stesso posto in tutte le sequenze, dietro le spalle del protagonista. E vi dirò anche di più. Personalmente funziona bene perché in questo modo lo spettatore può vedere chiaramente la spada posta nella parte superiore dell'attore e quindi riconoscere il fatto che l'attore sia un guerriero. Una cosa impossibile da fare se si usa lo stesso tipo di ripresa ma tenendo la spada a livello della cinta. In questo modo quindi si può associare l'identità al volto dell'attore al suo ruolo. Quindi, come forse avrete già capito, questa cosa è utile per registi e produttori di video, ma non è comune nell'iconografia del più o meno recente passato, specialmente nell'Europa medievale. Ma, ad eccezione di alcuni casi già mostrati nei video sopracitati, vi mostrerò alcune prove archeologiche che dimostrano che questo metodo di trasportare le spade è stato fatto, almeno nell'età del bronzo, di una specifica regione del vecchio mondo. E mi presento, sono Alessandro Azzeni, archeologo e autore di libri. Ho scritto alcuni testi sulla preistoria sarda, in particolare sul periodo nuragico. Per farla breve, dopo aver visto tutti questi video di persone che discutevano di spade portate sulla schiena e del fatto che fosse impossibile realizzare una cosa del genere, ho pensato fosse necessario fare un articolo sulle testimonianze archeologiche della Sardegna, che purtroppo non sono molto famose, ma sicuramente sono meritevoli di una maggiore attenzione, e che io, peraltro, conosco abbastanza bene, in quanto mia principale materia di studio. Vorrei sottolineare che la maggior parte delle informazioni diffuse nei diversi canali di YouTube come Scuola Gladiatoria, Lindybeige, Scalagrim, Shadiversity, Night Squire, Sword Pato, Metatron, eccetera eccetera, sono per lo più corrette, ma ad eccezione di un video molto ben fatto di Scalagrim in cui è stata mostrata tutta una serie di statue dello Yorkshire dell'età del ferro, con la spada portata sulla schiena, non ci sono molte altre prove a livello globale di cui io sia a conoscenza. Fate eccezione per le statue sarde, che sono sorprendenti per i dettagli mostrati relativamente a questo particolare modo di portare la spada. In effetti, nei bronzetti nuragici il fodero non è posto in diagonale sulla schiena, dall'anca alla spalla come si vede nei film, ma è posto in verticale ed è dritto. Le fonti di riferimento sono queste minuscole statue di pochi centimetri, alcune alte fino a un massimo di 40 centimetri all'incirca, che mostrano principalmente guerrieri. Vorrei menzionare anche le statue in pietra da Monteprama, alte ben 2 metri, e che oggi sono considerate le prime evidenze di statuaria nel Mediterraneo, addirittura prima della ben più famosa statuaria greca. La civiltà nuragica iniziò nell'isola intorno al XVIII-XVII secolo a.C. e si concluse intorno al VI secolo a.C. Statue e bronzi tuttavia provengono dalle ultime fasi di sviluppo della cultura nuragica e sono datate tra circa il 1000 a.C. e l'VIII-VII secolo a.C. Ho dedicato il mio primo libro all'analisi delle armature e delle armi di questi guerrieri e prima ancora nella mia tesi di laurea triennale sulle evidenze traumatiche e sulle ferite da combattimento dell'età del bronzo in Sardegna.
Se dovesse interessarti, sto provando a fare una raccolta di fondi per una traduzione di questa tesi in inglese, in modo da far conoscere la nostra storia e la nostra archeologia ancora di più in giro per il mondo e rendere così accessibile il nostro patrimonio archeologico e scientifico a tutti. Comunque, nelle statue si nota questo peculiare modo di trasportare la spada, specialmente negli arcieri, i quali hanno qualcosa sul retro che viene chiamato gruppo faretra, un complesso di faretra, fodero e piccoli contenitori di forme diverse. La faretra venne riconosciuta immediatamente, ma la spada venne identificata dagli archeologi solo in tempi recenti e io stesso ho dimostrato empiricamente nel mio libro come questa non sia una sorta di propulsore, ma sicuramente una spada. È interessante considerare che una di queste è stata ritrovata in Sardegna e la sua lunghezza è di soli 60 cm. In effetti, come molti di voi sapranno, per essere estratta da un fodero posto sul retro, sulla schiena, la spada non può essere più lunga della distanza tra mano e spalla del portatore, altrimenti sarà impossibile, per un punto di vista semplicemente fisico, estrarre la spada. Ad essere sinceri, anche altri guerrieri nuragici con lo scudo hanno 2 anelli sulla schiena, che sono considerati da alcuni in qualche modo utili per trasportare la spada, ma su questo punto sono abbastanza scettico al riguardo, poiché penso che questi anelli, spesso passanti e realmente utilizzabili nelle statuine, fossero usati per inserire in seguito una bandiera o uno stendardo, come facevano peraltro giapponesi e Maya. Ho scritto su questo dettaglio un ampio capitolo nel libro, ma penso che possa diventare argomento per un prossimo video. Spero che queste poche informazioni iniziali suscitino il tuo interesse per iniziare a esplorare questa cultura, ma non preoccuparti, ne riparleremo di più nei prossimi articoli. Un caro saluto e ciao!